Allora, buon pomeriggio, ben ritrovati e grazie di essere di nuovo con noi. Oggi siamo al 10° Digitalk, quindi il penultimo. Questo significa che stiamo per concludere il ciclo di 11 incontri dedicati alle storie dei fari manifatturieri del Friuli Venezia Giulia. Quando parliamo di fari manifatturieri, come ormai sapete, ci riferiamo alle 11 aziende regionali che sono state premiate dai P4FVG perché hanno sviluppato progetti esemplari di trasformazione digitale dei propri processi produttivi. Queste 11 aziende sono state selezionate a seguito di un percorso di assessment realizzato dagli esperti di P4FVG in quasi 90 aziende regionali. Come sapete ormai il P4FVG è il Digital Innovation Hub regionale, ovvero un partenariato composto da 27 soggetti pubblici e privati che hanno l'obiettivo comune di accompagnare le imprese del territorio nella trasformazione digitale. Oggi raccontiamo, come sempre, insieme ai protagonisti, la storia di Modul Block, un'azienda in prima linea dal 1976 nel settore dei sistemi di stoccaggio e della logistica di magazzino. Conta 150 dipendenti, che vedremo somigliano più a una famiglia che a una squadra aziendale, occupa una superficie di 22.000 metri quadri e conta migliaia di aziende servite in diverse parti del mondo. Ne parliamo insieme ad Andrea Peressi, responsabile programmazione della produzione dei sistemi informativi. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio. Io invece sono Valentina De Grazia di Ariasense Park e insieme a me a intervistare il nostro ospite c'è Monica Govetti, esperta di processi di innovazione di P4FVG, che ha seguito l'azienda durante l'assessment. Buon pomeriggio Monica. Buon pomeriggio a tutti. Prima di entrare nell'argomento, facciamo come sempre una breve panoramica dell'azienda. Guardiamo insieme il video di presentazione che questa volta merita tanto, vedrete, e subito dopo un approfondimento con Andrea Peressi. Bene, Andrea, raccontaci qualcosa di Modul Block. Bene, allora io partirei con una piccola presentazione, anche per non diventare troppo lunga e noiosa, ma credo che 2 parole su cosa faccia Modul Block e come un po' sia nata siano importanti. Modul Block è un'azienda, come hai indicato tu, che lavora nel mondo della logistica di magazzino.
La nostra azienda si divide in 2 stabilimenti, o meglio, una parte che sono gli uffici a Pagnacco, vicino a Udine, e lo stabilimento produttivo, che vedete anche un po' qui nella foto, invece ad Amaro. Noi abbiamo circa 140-150 persone, insomma dipende un po' anche dai periodi, perché oltre alle persone dirette abbiamo anche alcuni interinali. L'area occupata è cresciuta tra l'altro in quest'anno perché l'azienda ha avuto, fortunatamente, per bravura, per condizioni insomma positive, anche la possibilità di vedere il proprio mercato che è cresciuto. Parliamo di un'azienda che normalmente gestiva circa 4.000 commesse all'anno, qualcuna in più forse quest'anno. Parliamo di un'azienda che comunque, per quanto possa sembrare strano, perché uno che viene la prima volta in visita in Modublock vedrà una produzione che sembra molto semplice e lineare. Insomma, alla fine facciamo dei prodotti che vengono profilati e saldati. In realtà, come un po' abbiamo visto nel filmato, per noi lo spazio è la parte importante, per cui cerchiamo di ottimizzare quello che sono gli spazi dei nostri clienti, cerchiamo di fare in modo di valorizzare la resa economica anche dei volumi che il cliente ha. Questo vuol dire avere una serie di codici molto importante. Noi codifichiamo per ogni nostro ordine sostanzialmente dei prodotti che sono diversi, okay? Per cui parliamo di circa 70.000 codici all'anno nuovi. La nostra produzione si basa su diverse tipologie di magazzini, dai magazzini automatici ai magazzini autoportanti, come si vede nella slide in alto a sinistra, quindi dove tutto il capannone risulta essere proprio un grande magazzino, dove c'è anche la parte di automazione. Si va ai magazzini un po' più classici, portapallet, dove si possono stoccare pallet piuttosto che scatole. Al mondo dei cantilever, c'è questa foto centrale dove ci sono queste strutture che hanno la colonna con i bracci per supportare prodotti lunghi, ai soppalchi o alle scaffalature leggere, che assomigliano molto alle scaffalature diciamo da bricco, ma in realtà hanno una caratteristica in più, che sono adatte per scopi industriali, quindi molto più resistenti. Senza dimenticarci di quelli che sono i progetti speciali, perché comunque, come dicevo, molto spesso si cerca anche di creare delle strutture che sono adatte all'esigenza o allo specifico progetto del cliente. Ecco, nel video avete visto alcuni esempi, tra l'altro, che io qui ho riportato di magazzini, perché si va da una logica di magazzino con stoccaggio classico con il carrello, dove gli spazi ovviamente devono essere adeguati alla movimentazione di un carrello e quindi l'ho progettato in tal modo, ai sistemi invece dove abbiamo dei macchinari che sono i trasolevatori, che quindi si muovono all'interno, sono quelli dei più stretti e tipicamente sono automatizzati, a degli impianti anche più complessi dove l'automazione può passare anche attraverso sistemi esterni come i rulli e i convogliatori. Quindi ci sono difficoltà che non sono banalmente quelle di creare il prodotto profilato. La presenza commerciale di Modublock è non soltanto Italia, noi lavoriamo ormai direi quasi un 45% anche con l'estero, tipicamente in Europa, ma non solo. Abbiamo diversi rivenditori all'estero e questo sarà uno dei punti di cui parleremo anche dopo, perché è stato uno spunto anche per i nostri miglioramenti. E molto brevemente volevo solo raccontarvi, come abbiamo detto prima, la storia, che l'azienda è nata nel 1976, i passi salienti importanti poi sono stati nel 2002 l'entrata nell'ente certificatore, la UNISO. Il 2008 è stato un po' il passaggio per alcune logiche e tecnologie che vedremo in seguito. Abbiamo fatto diverse certificazioni nel 2010, nel 2011 con il passaggio anche all'In Office e dopo attraverso una serie anche di cambi anche di proprietà che sono avvenuti nel 2012, l'azienda ha continuato, si è fermata la presentazione. Sì, puoi rimetterla, esatto. Ok, l'azienda ha fatto anche un passaggio importante verso una innovazione ancora più importante. Quindi, oltre a quelli che sono state l'introduzione di nuovi strumenti, abbiamo cambiato anche molte logiche sia di produzione che di gestione. Compreso l'ultimo anno
un cambio proprio nel modo con cui abbiamo gestito la nostra fabbrica, tanto che abbiamo appunto ampliato il nostro stabilimento, e questo nell'ottica di una innovazione che per Modulblock è sempre al centro del nostro modo di operare. Bene Andrea, non anticipiamo troppo. Esatto. Esatto, se togli la slide. Perfetto, allora adesso chiedo invece a Monica, sempre per inquadrare un po' di più l'azienda, invece dal suo punto di vista, volevo sapere il suo primo impatto con questa azienda, che impressione ti ha fatto e cosa ti ha colpito di più di questa realtà subito dopo aver fatto l'assessment. Sì, per rispondere a questa domanda volevo dirti da un lato appunto quali erano le mie aspettative nel momento in cui ho preso l'appuntamento per fare questo incontro per l'assessment e poi qual è stata appunto la mia impressione al termine dell'incontro. Modulblock in realtà l'avevo conosciuta nell'ambito delle attività che facciamo a livello regionale, diciamo sul tema innovazione, ricerca e innovazione già nel 2005, ma mi rendevo conto che probabilmente erano passati degli anni e quindi l'azienda sicuramente in qualche modo aveva subito un'evoluzione, era cambiata. Quindi, come faccio sempre, ovviamente prendo molte informazioni per capire la realtà con cui diciamo, mi devo interloquire, con cui devo interloquire. Quindi da queste informazioni io mi aspettavo una Modulblock, un'azienda evoluta anche a livello digitale, proprio perché avevo intercettato varie informazioni in questa logica. Devo dire che l'incontro, parlando con Andrea, col collega, guardando lo stabilimento, guardando un po' anche degli esempi di applicativi che sono stati mostrati proprio, ho sicuramente avuto conferma di questa mia iniziale, come dire, aspettativa e anzi ho sicuramente come dire, pensato subito e anche detto ai miei colleghi che con me erano venuti in azienda a fare l'assessment, ho subito detto, beh, secondo me questa potrebbe essere un'azienda candidabile a Fari. Finalmente, diciamo, abbiamo trovato un'azienda con delle caratteristiche tali. Queste caratteristiche per me erano queste, nel senso io avevo trovato un mix di elementi che in qualche modo mettevano assieme sia da un lato quello che è per me cultura aziendale sul digitale, quindi io avevo percepito che l'azienda aveva impostato una strategia di sviluppo negli anni partendo dalle persone, dall'organizzazione aziendale e questo secondo me è un elemento fondante di una buona strategia e di una buona cultura, anche sul tema digitale. Avevo visto, seppur in 3 ore di visita, quindi comunque in una visita non ovviamente troppo lunga, comunque avevo percepito delle competenze tecniche, cioè avevo visto delle soluzioni digitali, software avanzate che dal racconto sembravano in qualche modo essere state implementate negli anni e quindi in un certo senso digerite dall'azienda, quindi utilizzate proprio per essere già diciamo pronte per dare tutti i benefici, quindi ridurre il lead time, aumentare la possibilità di avere un ottimo livello di servizio al cliente, quindi dare informazioni puntuali, certe. Avevo trovato anche, un po' come aveva detto Andrea prima, un altro elemento che secondo me è un buon indice di quello che cercavamo nelle aziende Fari. Cioè avevamo trovato una produzione, un'azienda che produce una cosa semplice, lineare, nel senso una produzione familiare, almeno secondo me, rispetto al territorio regionale. È un'azienda che comunque è di medie dimensioni, quindi sicuramente anche verso le PMI c'è un approccio diverso rispetto a una grande azienda multinazionale. È un'azienda che comunque fa lavorazioni meccaniche sufficientemente comuni, taglio, piega, saldatura, verniciatura, di un prodotto, nastri, profili in acciaio, che è molto comune nel territorio regionale. Quindi questo secondo me era un elemento vincente, nel senso che molte aziende potevano rivedersi in Modulblock. Infine, secondo me era un'azienda, ho percepito un'azienda disponibile, aperta a mostrarsi, che è quello che cercavamo in un faro. Esatto, quindi Value Chain 4.0, per aver implementato un sistema totalmente integrato in real time per l'acquisizione, lo scheduling e la gestione completa degli ordini,
Allora, entriamo nel vivo di questo incontro. Questa era la motivazione del premio Fari Manifatturieri per Module Block. Andrea, quindi abbiamo visto, abbiamo già intuito che è un percorso, no? Più che un progetto. Ecco, possiamo chiamarlo progetto, ti chiedo, oppure appunto un percorso, una strategia che avete iniziato nel 2008, se ho capito bene, e raccontaci un po' da quale esigenza siete partiti. Allora, è corretto dire che è un percorso, perché è difficile riuscire a digitalizzare o a integrare, no? Che poi sono le parole che oggi si usano molto spesso anche durante i vari convegni, no? In poco tempo. Cioè chi pensa di poter cambiare un'azienda che lavora in modo, chiamiamolo artigianale, no? E portarla verso il digitale in poco tempo, secondo me lo vede un po' come un'utopia, è impossibile. Per noi è stato un percorso. Tanto per capirci, io vi racconto un po', io sono entrato in Module Block nel 2007. Il percorso di Module Block verso l'innovazione era già cominciato qualche anno prima, giustamente, anche Monica prima parlava del 2005, quando è cambiato il direttore logistico, per cui è cambiato un po' il modo con cui l'azienda vedeva la gestione dell'azienda, della produzione. Io sono arrivato nel 2007 e mi sono trovato con un'azienda che era tipicamente artigianale, cioè la logica era cosa devo produrre e cosa posso acquistare. La visione di cosa si poteva fare di più o cosa si poteva fare di meglio era basata sul fatto che la gente lavorava, ok? Non c'erano strumenti a supporto, bisognava crearli. E uno dei primi lavori che è stato fatto in azienda è stato proprio quello di creare i dati, banalmente, perché se mancano distinte i cicli è difficile cominciare a ragionare su stiamo migliorando o stiamo peggiorando. È stato introdotto un primo strumento per il controllo della produzione e piano piano si è arrivati invece a ragionare non su cosa fare e cosa acquistare, ma quali sono i nostri carichi e come possiamo rispondere al nostro cliente in modo efficiente e quali sono le migliori date che io posso confermare. Perché un'azienda che lavora in modo artigianale tipicamente non si preoccupa molto di quelli che possono essere i ritardi, o meglio, li subisce perché ci sono così tanti eventi ingovernabili per cui bisogna in qualche modo reagire. Noi invece avevamo l'idea di cominciare non a reagire, ma a prevedere quelli che potevano essere gli eventi. E da qui è nato un processo un po' più complesso, perché se uno dovesse dirmi cosa avete avuto come esigenze per poter fare questo cambiamento. La flessibilità, banalmente, la riduzione dei costi, il fatto di poter rispondere al cliente in tempi più stretti, non solo come lead time, ma anche di fronte ad una richiesta di qual è la miglior data a cui potete consegnarmi questo impianto, no? E consegnare un impianto che mediamente per noi ha, diciamo, un 300-400 diversi componenti che vanno miscelati in alcune decine di migliaia in realtà di materiali che devono arrivare in cantiere e farli arrivare nel momento giusto alle volte non è una cosa così semplice. Poi l'altro problema era come faccio a farlo nel modo corretto da subito, no? Perché si parlava prima nella storia, ho accennato un po' al concetto del lean. In questi anni noi, dopo aver cominciato a capire che bisognava ottimizzare il modo con cui si risponde al cliente e quindi gestire meglio la produzione, ci si è resi conto che bisogna fare un altro piccolo passaggio, che in realtà è un grande passaggio, che era cambiare la mentalità con cui si produceva e si gestiva la produzione. E in questo è entrato i vari progetti lean, quindi il cambio di mentalità anche. La cultura di cui parlava prima Monica, no? Esatto, fare le cose semplici però sequenziali. Fare le cose giuste al primo colpo. E per fare le cose giuste al primo colpo bisogna strutturarsi bene, strutturarsi in modo semplice. Ma uno dei grossi problemi che c'è in azienda che c'era in azienda non era soltanto lato acquisti, produzione, programmazione, ma anche banalmente la gestione degli uffici, la gestione dell'ufficio tecnico. Io adesso penso che ancora in molte aziende ci siano delle cartelline, qui c'era la storia del tour delle cartelline, no? Che è il classico caso della quantità di carta che gira nelle aziende, no? C'era carta che andava in produzione, c'era carta che arrivava in programmazione. I sistemi venivano utilizzati per registrare dati, ma le informazioni erano cartacee. E la prima cosa che bisogna fare è togliere la carta, perché la carta è fonte di problemi, fonte di confusione, no? Per cui abbiamo cercato anche di cominciare a introdurre strumenti
strumenti per semplificare questo flusso, per Bene. togliere gli errori. No? Veniamo agli strumenti allora. Ecco, tornando agli strumenti, io faccio vedere un attimo una piccolissima slide, ce n'è una che però vorrei farvi vedere, che secondo me è rappresentativa un po' della logica che noi abbiamo. Vediamo se... sì. La vediamo, forse puoi ingrandirla un po'. Io non la vedo, perché questa qui. Ok. Questo è un po' la base su cui noi abbiamo ragionato negli anni, perché nel nostro percorso, attorno al 2010, quando abbiamo cominciato a introdurre i primi strumenti nella gestione dei nostri vari processi, ci siamo resi conto che dovevamo rivedere anche il gestionale stesso. Per rivedere il gestionale però siamo passati attraverso una logica Lean, perché abbiamo cominciato appunto nel 2008 anche i progetti Lean, per cui la scelta del gestionale, che non è durata poco, è passato attraverso un'analisi di come anche un ERP potesse gestire i processi in modo snello. Per cui abbiamo dovuto un po' linearizzare il nostro flusso. Un caso, cioè un esempio che porto spesso è che noi alla fine di questa analisi del nostro processo dell'ordine, lo chiamavamo così, abbiamo creato un cartellone fatto di post-it lungo 12 metri, ok? Dove erano presenti tutti i nostri punti critici, tutti i nostri punti di forza, tutte le cose che volevamo cambiare, ma anche tutte le parti dove noi avremmo voluto introdurre dei punti di controllo. Da lì abbiamo semplificato, per cui si va al contrario, prima si ingrandisce il problema per poi semplificarlo, e siamo arrivati a semplificare il nostro problema in uno schema che è questo, dove ci sono i vari step del nostro processo, dove abbiamo cercato di indicare dove si gestisce non solo la parte produttiva, ma anche, non so, la gestione delle trattative, la gestione dell'analisi dell'ufficio tecnico, gli strutturisti, dove dare supporto al cliente, dove fare comunicazione al cliente, e di ognuno di questi abbiamo cercato di andare a capire quali erano gli strumenti che ci servivano per completare quel pezzo di processo, no? Tra cui trovavamo degli strumenti che poi, ma alle volte sono degli acronimi che magari significano poco, ma parliamo di CRM, parliamo di PDM, l'APS che sarebbe lo schedulatore, pianificatore in real time. Per cui abbiamo introdotto nel tempo tanti piccoli pezzettini che andavano un po' a completare questa visione. No? Una delle parti che secondo me sono importanti anche da capire è come questi strumenti poi devono venire integrati. Perché normalmente le aziende cosa fanno? Comprano uno strumento e lo mettono su un processo. Poi il fatto che questo processo venga in qualche modo integrato insieme con gli altri non è così scontato. La nostra idea era essere snelli anche nel modo con cui lavoravamo, quindi mettere insieme tutta una serie di strumenti specialistici per i vari passi dei nostri processi, dovevano essere integrati in tempo reale affinché nel momento in cui io potessi lanciare una produzione, potessi anche dire la vedo subito in produzione, la vedo a bordo macchina. La macchina la può vedere direttamente sul pannello dell'operatore e quando esce dalla macchina poter anche magari fare già una bolla per spedirlo. No? Tutto questo per cercare di ridurre il più possibile i tempi di attraversamento. Quindi, per tornare alla tua domanda, non è un solo strumento, erano diversi strumenti che hanno completato un puzzle, no? Che per noi è diventato il nostro modo di vedere l'azienda, il nostro modo di essere veloci nella risposta al cliente. Questo puzzle sicuramente appunto è la forza un po' di questo vostro, appunto, non progetto ma percorso. Sicuramente però, magari per mostrare, volevo mettere in evidenza come c'era stato un particolare strumento di quelli mostrati, l'APS, l'Advanced Planning and Scheduling, che mi ricordo benissimo che me l'hai mostrato a video, a monitor, della capacità di questo strumento di riprogrammare la produzione del sistema veramente in tempi molto veloci. Ne sono rimasta veramente stupita. Ci puoi un po' raccontare un po' delle informazioni maggiori su questo? Puoi mostrarci qualcosa? Sì, allora, lo strumento di pianificazione è uno dei primi strumenti che sono stati introdotti
il Module Block quando abbiamo cominciato a fare questa parte di innovazione e di rinnovamento dell'azienda. Ancora oggi è uno degli aspetti importanti che abbiamo in Module Block, perché per quanto non sia lo strumento che tutti in azienda vedono, è un po' il cuore, è un po' come dire, no? È il motore che sta sotto il cofano della macchina, no? Cyberplan che cos'è? È sostanzialmente uno strumento di pianificazione a capacità finita. Per noi è stato un punto importante perché siamo passati dai fogli Excel, dove bisognava ricostruire dei dati, a uno strumento in cui si può vedere fisicamente, visivamente, una situazione critica e risolverla prima che questa diventi realmente critica. Quindi sto parlando di simulazioni, sto parlando di uno strumento che ha come obiettivo vedere il processo produttivo nel suo insieme, vedendolo però con una logica di simulazione rapida per poter anche decidere banalmente quante persone mi servono, quanti turni devo fare, ma anche simulare qual è la miglior data di consegna al cliente. L'importanza dello strumento per noi è stata anche la semplicità grafica, l'interattività. Tanto che dall'inizio, quando l'abbiamo introdotto nel 2008-2009, prima era uno strumento dedicato principalmente al mondo programmazione e produzione. Poi in realtà è stato esteso anche ad altre figure aziendali. Oggi per esempio oltre alla direzione lo sta usando l'ufficio acquisti, lo usa il direttore di stabilimento, magari con scopi diversi, no? Però l'obiettivo è di essere tutti allineati e vedere tutte le stesse informazioni in tempo reale. No? Per questo potrei farvi vedere, riprendo la condivisione. Sì. Ok. Qui vi faccio vedere già all'interno del sistema. In pratica Cyberplan si basa su un ambiente di lavoro e su un ambiente di processo, diciamo così. Il processo noi l'abbiamo strutturato dal principio sempre con un'ottica molto, molto snella, cioè l'idea era permettere alle persone che c'erano in quel momento in azienda nella parte di programmazione o che sarebbero arrivate in futuro di poter operare sui nostri strumenti senza dover passare tante settimane a capire come funziona lo strumento. Per cui l'abbiamo banalizzato creando delle cartelle che rappresentano gli step con cui lo strumento lavora. Quindi c'è una fase di importazione, dopo l'importazione ho una fase di pulizia dei dati e dopo la fase di pulizia dei dati ho la parte di analisi. L'analisi che si sviluppa anche qui su tanti sottoprocessi, per cui vado dalla valutazione dei carichi, gli allarmi, l'analisi del piano degli ordini, che possono essere confermati o non confermati, fino ad arrivare alla pianificazione e agli acquisti. Allora qui noi abbiamo la possibilità, per esempio, vado verso la parte finale, così vi faccio vedere già un esempio di quello che può essere visto un po' da tutti i partecipanti al sistema di pianificazione e di logistica, che è la visualizzazione dei carichi. Io per esempio qui posso vedere la situazione dei miei centri di lavoro suddivisi per settimane, okay, in cui vedo la situazione dei nostri carichi, vedete qui la zona verde scura, mentre la parte verde chiara è la disponibilità di carico che io teoricamente avrei. Ma dato che il sistema lavora a capacità finita, io vedo che se ho dei piccoli ritardi, come in questa zona, più dei piccoli sovraccarichi, il sistema mi dice attenzione che prima di questa fine, di questo tratto rosa che si vede qui, non riuscirai a recuperare questo ritardo a meno che tu non faccia delle azioni. Allora, io già con questa visualizzazione riesco a discutere con il direttore di stabilimento, con il direttore della logistica, ma anche banalmente con il commerciale alle volte, no? Che magari pressa per poter avere degli ordini in anticipo, perché io da qui riesco a capire quali spazi posso ancora avere come spazi di manovra. Potrei decidere di aumentare il mio calendario,
quindi cambiando anche quelli che sono i turni per calendario. Oppure potrei semplicemente dire al commerciale: guarda, lo vuoi entro il 27, però sappi che io qui, anzi prendiamo un'altra macchina che è più significativa, qui ho una serie di ordini, no? Questi ordini hanno un certo impatto in ore. Ecco, per esempio, se il commerciale mi dicesse che questo primo ordine è spostabile magari anche soltanto di una settimana, io lo potrei spostare nella settimana successiva, liberare spazio per poter poi consegnare in tempo, no? Quindi io uso questo sia per definire quante risorse, quanti turni applicare, se poter spostare o non spostare alcuni carichi. Questo perché? Perché poi io in realtà le informazioni che servono al commerciale le vedo su una finestra che è questa, che è una specie di portafoglio dei nostri ordini. Qui vedo la lista di tutti i vari ordini che noi abbiamo in questo momento in portafoglio. Parliamo in questo momento di 520 commesse, che in realtà per noi poi significano 13.400 righe d'ordine, ognuna con una sua distinta più o meno complessa, dove vedo il triangolino giallo che è la data in cui il cliente vorrebbe che gli spedissi il materiale, e il triangolino rosso invece è la nostra data schedulata, quindi la data a capacità finita. Cosa succede se io dovessi modificare un qualsiasi piano, aggiungere un ordine? Adesso non so se poi trovo, ecco, per esempio, volessi datare questo ordine qui. Io devo dirgli: rilascio l'ordine e faccio una semplice ripianificazione. Io in questo momento, schiacciando questo pulsante, sto facendo una pianificazione che fa in realtà 5 volte il calcolo dei fabbisogni e 5 volte l'analisi a capacità finita. Perché 5 volte? Perché nel nostro processo noi abbiamo diverse famiglie di prodotto che hanno tipologie diverse anche di gestione, e queste vengono più volte ripianificate per fare in modo che il piano sia coerente. Solo che questo tipo di attività, come vedete, dura non più di 30 secondi, 35 secondi quando abbiamo molti ordini da elaborare. E vedete che per esempio qui ho avuto una modifica della data schedulata, quindi io riesco anche a vedere immediatamente l'impatto del mio ordine e posso anche vedere come quest'ordine è stato datato. Vedo per esempio che la data rossa è anticipata, quindi posso permettermi di confermare al cliente che la sua data verrà rispettata. Anzi, addirittura potrei anche, non lo faremo mai, ma potrei anche pensare a dargli qualche giorno di anticipo. Però il concetto è che io in questo modo ho sotto controllo in tempo reale il mio piano, e questo piano lo posso vedere anche nel dettaglio, quindi posso vedermi tutti i miei, qui si vede, non è bellissimo come caso, ma prendiamo questo, posso vedere anche tutta la mia pianificazione, vedo gli ordini di produzione, vedo come si incastrano all'interno del mio profilo dei carichi, no? E quindi riesco a avere idea anche se questo ordine potrebbe diventare un ordine critico. Chiaro. Questo però noi lo vediamo a livello di pianificazione, come avete visto è molto rapido, tanto che noi questa parte la rifacciamo anche 6, 7, 10 volte al giorno. Cioè la usiamo non solo per pianificare, come fanno normalmente i sistemi gestionali che girano magari una volta al giorno. Noi lo facciamo quando serve, anche di fronte a una macchina che si ferma e dobbiamo ripianificare il piano, lo facciamo in tempo reale. La cosa bella è che questo strumento, nel momento in cui noi facciamo l'esportazione dei dati, in realtà li pubblichiamo al gestionale, il quale li pubblica al bordo macchina, ma non solo. In questo caso noi li pubblichiamo anche su un portale, perché è il nostro strumento che abbiamo chiamato anche SINT, che è il sistema integrato module block, e pubblichiamo le date, quindi queste date che abbiamo visto prima, le date proposte a capacità finita, vengono pubblicate anche per i clienti. Quindi il cliente viene aggiornato costantemente su quello che è il loro stato di avanzamento dell'ordine. Complimenti veramente. Andrea, passiamo ad un altro tema, no? Molto strategico. Risorse umane e competenze, una leva indispensabile per la trasformazione digitale.
Prima di farti la domanda su questo tema, volevo mostrarvi un altro breve video. Buongiorno, sono Vania e sono onorata di potervi dare il benvenuto in questa bellissima azienda che si chiama Modul Block. Buondì, io sono Cristina. Sono Simone. Sono Claudia. Mi chiamo Cristian Madotto. Mi chiamo Rela Massimo. E lavoro insieme a mio padre. Ich bin Elettra. Cemuzzato. Bonjour, c'est Sabrina. Ciao, io sono Alessandro. Ma c'è l'inquadratura arriva fin qua? Quello che io cerco di far passare come capo azienda è il concetto di divertirsi in qualche modo lavorando. La Modul Block mi tiene giovane. Appunto, adesso andiamo avanti con altro. Nonostante siamo ingegneri, siamo un gruppo molto affiatato, ci divertiamo. E non sono un ingegnere, per fortuna. La prima cosa che bisogna smentire è che chi lavora solo con ragazze non si trova bene. Un soprannome mi hanno chiamato Drago, perché normalmente io aggredisco. Sono insieme a questi tre qua. Dato che siamo in due. Aspetta, taglia alta e se sbaglia. Art Director, posso? Bene, era veramente da mostrare perché è molto simpatico, però insomma in qualche modo già fa capire quanto l'azienda, no, tiene al suo, appunto, al suo capitale umano, no? Quindi il capo dell'azienda che dice divertirsi lavorando, no? Un clima familiare, proprio creativo che si respira in azienda. Ecco, ci spieghi come siete riusciti a coinvolgere, a far crescere il personale durante questo lungo processo di trasformazione che avete attuato e come invece magari gestite il rapporto con i fornitori esterni? Beh, se dovessi dirlo in una battuta, con tanta fatica, nel senso che perché non è facile, nel senso che tipicamente quando si comincia a parlare di processi di innovazione, no? Si parla più facilmente di strumenti, si parla di processi, di dati, no? Adesso si parla molto di tutta questa marea di big data. In realtà dietro ci devono essere persone. Le persone sono un aspetto molto importante e una delle cose che si è cercato di fare in Modul Block in questi anni è accrescere la cultura. La cultura si può accrescere in tanti modi. Può essere la parte formativa dei corsi, no? Ci può essere l'autoapprendimento perché uno magari si interessa e studia da solo, cosa magari un po' più complicata. Però c'è anche la macchinetta del caffè. Ci sono i progetti di innovazione dove si fa partecipare persone che non c'entra niente. Noi abbiamo fatto dei progetti lean praticamente di rinnovamento delle macchine, per capirci, dove abbiamo chiamato anche persone del commerciale, le persone degli acquisti, cioè abbiamo cercato di coinvolgere più persone possibili perché si sentissero parte dell'azienda. È chiaro che tutto passa anche però attraverso una serie di piccoli passaggi. Tutte quelle piccole parti dove, torno agli strumenti, perché poi alla fine un po' secondo me si parte anche da lì, lo strumento che viene introdotto, se viene introdotto da qualcuno in modo forzato, viene visto come un'imposizione. Le persone cosa fanno? Lo snobbano, ci vanno contro, no? Invece lo strumento va preparato, però è un po' come far crescere i figli, no? Non si può dire fai, bisogna dire lascia stare, no? È più facile che magari lo facciano, no? Cioè deve esserci un'esigenza che cresce nel tempo, quindi sono dei piccoli passi quelli che abbiamo fatto, però costanti, dove tutti hanno portato un pezzo del loro contributo. L'unico vantaggio è che molte cose le avevamo preparate in anticipo, molte cose le abbiamo dovute rifare perché le esigenze dell'azienda cambiano, però il bello è che tutti hanno partecipato, no? E questo secondo me è una delle parti più importanti che ha Modul Block, dove anche l'operaio, per capirci, è parte attiva nel processo di miglioramento. Cioè molto spesso, e questo lo dico perché lo potrebbe dire chiunque credo, è più facile che l'idea di rinnovamento arrivi da chi è in fabbrica che non da chi è negli uffici. Da noi è abbastanza paritetico, però c'è un forte coinvolgimento da parte di tutti. Cioè chiunque abbia un'idea di innovazione la può portare avanti. Poi bisogna fare in modo che sia fattibile ovviamente, ma questo è quello che ci ha permesso di arrivare all'azienda di oggi. Azienda che tra l'altro, se devo essere anche così onesto, è stata anche
non fortunata, ma brava anche nei momenti di difficoltà, perché abbiamo avuto dei momenti difficili nel 2012, quest'anno abbiamo avuto il Covid e sappiamo le difficoltà che hanno avuto in tanti. Noi non abbiamo avuto, non è stato facile, ma non abbiamo avuto queste grosse ripercussioni perché eravamo già preparati come idee e come strumenti per reagire. Se non avessimo fatto il lavoro prima di digitalizzazione, di snellimento, di coinvolgimento delle persone, probabilmente oggi non saremmo qui a parlarne in questo modo. Azienda appunto che in questo momento, che oggi vale, che diciamo ha un valore sicuramente, e tutto questo percorso appunto che dicevi, che hai detto anche più volte, no? Ha occupato persone negli anni, sicuramente per monitorarlo avrai raccolto dati, raccolto informazioni, analizzato queste, tutto quello che era nel percorso, no? Quindi tutti i miglioramenti, ma anche eventuali momenti da ovviamente ritarare. Tutto questo quindi diciamo hai potuto monitorarlo, hai potuto quindi controllarlo, hai modo quindi di darci qualche indicazione su quello che sono stati poi i vantaggi effettivi che sono appunto hanno portato all'azienda che hai detto oggi vale. Beh, diciamo che vi condivido una slide e nel frattempo poi ci parlo sopra. Sicuramente l'introduzione di uno strumento, per esempio, come il Cyberplan, negli anni ci ha permesso di avere sotto controllo molti dei nostri numeri, ma non solo. Abbiamo gestito i costi nel tempo, abbiamo rivisto i processi, abbiamo rivisto il modo con cui si gestivano le macchine, sono stati fatti diversi interventi tipo SMED e TPM, per cui abbiamo anche potuto in qualche modo snellire i nostri processi di produzione. Per esempio, se dovessi dare dei numeri, che sono quelli che vediamo in questa slide, la raccolta delle informazioni. Prima, per avere un'informazione, noi dovevamo girare per l'azienda o per la fabbrica. Oggi le abbiamo sempre in tempo reale, per cui già questo è un ritorno degli investimenti enorme. Noi, per esempio, quando abbiamo cambiato il gestionale, una delle cose che abbiamo detto è non dobbiamo avere uno strumento in cui cerchiamo le informazioni, ma dobbiamo avere uno strumento che ci dà le informazioni sulle eccezioni. Okay? La carta circolante praticamente è quasi sparita per noi, si fa tutto attraverso informazioni scambiate nei sistemi o con i workflow. Gli ordini, come tempo di attraversamento, quando io sono arrivato in Module Block si parlava di tempi di attraversamento per ordini standard che erano attorno alle 6 settimane. Oggi se io dico che ci impieghiamo più di 20 giorni a consegnare un ordine, mi arriva subito qualcuno dal commerciale a dire non è possibile, no? In realtà gli ordini sono gli stessi di prima. I costi di gestione si sono ridotti di un valore molto importante. La reazione, per esempio, prima si parlava di ore, oggi parliamo di minuti. Se parliamo invece a livello produttivo, se guardo il livello di servizio verso il cliente, siamo arrivati dall'80 al 97% di livello di servizio. Lo è passato da un 45 a oltre normalmente l'80. No? Per cui questo è solo per dare alcuni piccoli riferimenti numerici, però ce ne sono molti altri che sono più difficilmente misurabili. Per esempio, il numero di errori di un ufficio tecnico. È più complicato misurarli, però si possono stimare. Io oggi potrei dire che rispetto ad un passato, oggi avremo forse meno del 50% di errori di, per esempio, non so, di codifica o di disegno, no? E tutto questo ci ha permesso di risparmiare tempo. Risparmiare tempo non vuol dire aver bisogno di meno persone, ma avere le stesse persone che hanno la possibilità di pensare. E pensare vuol dire trovare il tempo per fare la prossima innovazione. Quindi tutte queste innovazioni che stiamo portando avanti servono proprio a non solo a migliorare gli indicatori, ma a migliorare anche la qualità del tempo delle persone. Certo. Allora, andiamo avanti anche perché stanno arrivando delle domande, quindi siamo un po', non dico in ritardo, però passiamo alle ultime due domande. Module Block è un faro. Io volevo chiederti, Andrea,
innanzitutto quanto stimi che la vostra esperienza, appunto come diceva Monica inizialmente, possa essere replicabile, no? E quindi come Faro, insomma, in qualche modo ModulBlock dovrebbe essere un testimonial, no? Allora, l'esperienza di ModulBlock è replicabile? Che consiglio magari ti senti di dare alle aziende del territorio? Beh, io trovo che ModulBlock non abbia fatto nulla di impossibile, no? È sicuramente replicabile e tra l'altro a noi fa anche piacere quando le aziende vengono a trovarci. Noi mediamente abbiamo, io credo, intorno alle decine di aziende, no? Tra clienti o clienti di fornitori che vogliono vedere quello che abbiamo fatto, magari vengono per un argomento e poi si appassionano ad altro, no? Un po' come ha fatto Monica, perché c'è chi viene per il gestionale e poi si appassiona al MES, per dire, no? Per cui abbiamo sicuramente la possibilità di far vedere quello che è il percorso. Il come, secondo me, dipende molto ancora dalle persone, nel senso che non si può affrontare un progetto di questo tipo senza una visione chiara, senza un progetto chiaro. Molto importanti, ribadisco, sono le persone e la qualità delle persone, però se uno non ha l'idea del progetto e non riesce a strutturarlo, è difficile che possa andare fino in fondo. L'unica cosa è che non bisogna pensare di fare il progetto tutto insieme, no? L'esempio che noi in azienda portiamo sempre è che se uno vuole mangiare un elefante è meglio tagliarlo a fettine, no? È un po' il concetto è questo. Noi siamo arrivati a diciamo, integrare tutta la nostra struttura e ce ne manca ancora molto, perché di progetti ne avremo ancora tanti in testa da poter fare, però bisogna affrontarli un pezzo alla volta, ma bisogna avere la visione. Cioè, ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è, prima di partire è meglio avere una visione e non partire a sprombattuto. No? Certo. Certo. Avete quindi sì, abbiamo scordato che avete fatto molto, no? Ci sono stati molte cose, molti progetti, molte attività, però hai comunque ovviamente, immagino, nuove opportunità, nuove sfide del futuro. Ovviamente ModulBlock, questo percorso non si è fermato, ovviamente continuerà ancora. Per esempio, non so, appunto con la risorsa che Fari mette a disposizione, avete un'idea di sviluppo, appunto, che questa risorsa potrà essere inserita per portarla avanti? Ci puoi dire qualcosa? Sì, diciamo che, come dicevo un attimo fa, appunto, noi non riusciamo a fermarci, nel senso che ogni giorno c'è un'idea nuova. Alcune idee sono magari state pensate, no? Qualche anno fa, ma non era il momento buono per portarle avanti. Oggi c'è l'idea di informatizzare alcuni servizi, per esempio, che noi facciamo presso i clienti, che riguardano, per esempio, le visite ispettive, no? Quindi i controlli, la sicurezza, dove si potrebbe anche arrivare a fare degli interventi che vanno oltre la banale, tra virgolette, digitalizzazione o informatizzazione. Quindi la risorsa che appunto lavorerà con noi per questo progetto avrà come compito quello di rivedere tutta questa parte di area che sono i servizi che ModulBlock fa verso i clienti, per cercare di renderli ancora più snelli, ma soprattutto per dare un valore maggiore al cliente, perché anche il cliente possa entrare più in contatto con noi e quindi poter anche il cliente vedere, per esempio, non so, le sue informazioni, i suoi ordini e magari scambiarci informazioni anche su quelle che potrebbero essere delle evoluzioni per il cliente stesso. Non nego che potrebbe esserci anche qualche evoluzione in ambito IoT. È uno degli argomenti che ultimamente vanno molto di moda. A me la moda non piace, nel senso che parlare di una cosa che spesso non si conosce può essere controproducente, però in realtà in questo caso ci sta. Quindi insomma abbiamo diverse idee. E questo è solo per quanto riguarda la persona che arriva da questo progetto. Poi ovviamente ne abbiamo diverse altre. Bene, allora passiamo alle domande dal pubblico. Siamo nei tempi. Una domanda che però è arrivata sul presto, quindi quando stavi parlando del gestionale, quindi ora vi avvalete di un gestionale unico che supporta e integra tutte le vostre funzioni aziendali? Chiede, si può sapere che gestionale è? Grazie. Sì. Allora, diciamo che non è corretto dire che è un gestionale unico, a meno che per gestionale non intendiamo il sistema. Allora sì, perché in realtà se parliamo di gestionale invece come classico ERP, per noi l'ERP è uno dei componenti della nostra struttura. Prima avevo una slide che è comparsa, penso per errore, dove c'erano
io lo chiamo il pallogramma, no? Dove vengono rappresentati tutti i nostri strumenti, dove il nostro ERP è il cuore, nel senso che è il centro, perché comunque la parte amministrativa, contabile, gli ordini commerciali e anche i dati risiedono in un unico punto e devono risiedere in un unico punto. I magazzini stanno nel gestionale. Il nostro ERP è il Sage X3. È uno strumento che abbiamo scelto dopo alcuni anni di ricerca e la motivazione è stata semplice. Lo potevamo gestire noi, è sufficientemente internazionale, quindi standard, perché è il terzo strumento al mondo, per cui non è uno strumento banale, tra virgolette, però ha il vantaggio di poter supportare i processi lì. Quindi il fatto di poter cambiare sicuramente ci ha aiutato, lo strumento ci segue. Però a questo noi abbiamo integrato tutti gli altri strumenti. Per quello dico è il sistema gestionale, perché noi abbiamo integrato la parte APS, la parte MES, la parte qualità, il controllo di gestione, sono tutti collegati in tempo reale, diventano un tutt'uno, anche se in realtà sono strumenti diversi. No? La scelta del gestionale non è stata facile, perché se scegliamo quello sbagliato rischiamo di inchiodare l'azienda, oppure di renderla troppo schiava del fornitore, quindi bisogna sceglierlo con estrema attenzione. Bene, allora, altre due domande che ti farei in un'unica, perché il tema è lo stesso. Ci chiedono qual è la vostra politica ambientale e in che misura siete un'azienda sostenibile. Allora, noi stiamo lavorando molto su questo aspetto, perché, a parte insomma, le classiche cose che si possono dire, dal controllo dei fumi al fotovoltaico, questo penso che ormai sia diventato un po' come dire ho la 9001, cioè sì, diamolo per scontato, no? Ma tanto per dirvi, noi abbiamo puntato tantissimo, l'anno scorso abbiamo rivisto tutta la nostra inveniciatura, una grossa parte dell'investimento, grossa, forse quasi paritetica alla linea stessa, è stata posta sull'attenzione delle acque, delle polveri, no? E dei fanghi. Si è cercato di fare in modo che la parte ambientale diventasse quasi predominante. Il controllo dei fumi per noi è ovviamente importantissimo, no? Noi cerchiamo comunque in tutti i modi di non soltanto di avere le certificazioni, che sappiamo bene che lasciano un po' il tempo che trovano, no? Ma di essere parte attiva nel supporto a quello che può essere il controllo ambientale. Bene, non ci sono altre domande, mi pare, dal pubblico. Siamo nei tempi. Scusate un attimo, vediamo. Sì, ce n'è un'altra. Allora, quale ambito dell'IoT desiderate implementare? Avete già implementato o avete già implementato per la parte continui sospensivi? No, allora, sulla parte IoT... no, stava continuando, okay. Scusami Andrea, per la parte virtuale del prodotto per i clienti. No. Beh, diciamo che allora, su quello che è il progetto che dobbiamo fare, ovviamente mi tengo un po' di riservo, perché comunque potrebbe diventare uno dei nostri business nel futuro, per cui ovviamente non racconterò esattamente quelle che sono le idee. Però quello che posso dire è che sicuramente sulla parte IoT per noi c'è un interesse già nella parte produttiva, nel senso che noi negli anni abbiamo integrato le macchine PLC già in tempi non sospetti, perché il primo MES che ne abbiamo introdotto nel 2008 già nasceva con l'idea di integrare i PLC di quell'epoca, no? Oggi si parla di industria 4.0 e si parla di integrazione bidirezionale, per certi aspetti un po' ci ha fatto sorridere, perché noi lo facevamo già 10 anni fa, no? Però oggi ci interessano delle altre parti, per esempio, non so, il controllo delle macchine per la manutenzione. Non è scontato farlo con un'integrazione PLC. Avere degli strumenti di IoT per poter verificare appunto lo stato di uso di una macchina potrebbe diventare molto importante. Non lo stiamo ancora facendo, siamo ancora in una fase di studio per questa parte. Ci siamo intanto concentrati su quello che invece è l'integrazione delle macchine, no?
Per cui quello che oggi l'IoT fa, come abbiamo visto in molti corsi ormai, no? L'integrazione di alcuni sensori delle macchine, noi lo facciamo in altro modo, che non abbiamo chiamato IoT, lo chiamiamo integrazione, ma il risultato è lo stesso, perché i big data, no? Noi ne abbiamo veramente a bizzeffe di dati da analizzare. È chiaro che farlo con strumenti ancora più innovativi è sicuramente uno degli obiettivi. Allora, sono arrivate altre domande, altre due, poi direi di chiudere, a meno che non ci sono appunto domande alle quali proprio non si può non rispondere, che sono, allora, una è: quali sono le politiche manutentive adottate all'azienda? Ok. Te le faccio tutte e due così rispondi e poi chiudiamo. E invece, quali sono i principali indicatori di prestazione che misurate in produzione? Ok, allora, politiche manutentive. Noi facciamo sia la manutenzione preventiva, quindi programmata, che le manutenzioni, chiamiamole pure straordinarie, poi ci sono quelle classiche durante i periodi di chiusura che sono quasi obbligatorie per noi, e poi ci sono quelle a chiamata. La gestione come viene fatta? Viene fatta attraverso, anche qui abbiamo fatto dei progetti, tra l'altro alcuni sono ancora in corso. L'obiettivo è sempre quello di non lasciare le cose al caso. Cioè, se vogliamo avere una fabbrica che funziona, quando un'azienda fa un progetto lean, banalmente di SMED, si trova nella condizione di dover strutturare in modo standard non soltanto come gestire la macchina, ma anche come farne in setup, ma anche semplicemente come farne una giusta manutenzione, che sia una manutenzione fatta dall'operatore, quindi quella quotidiana, perché questo è fondamentale. Per esempio, una delle nostre linee, per chi dovesse magari un giorno venire a vedere lo stabilimento, e ci fa anche piacere, vedrebbe una linea tutta bella verniciata di bianco, anziché il classico verde macchina. Perché? Perché l'obiettivo è che sul bianco lo sporco si vede, no? Per cui se io ho la macchina bianca, la tengo bianca, vuol dire che ci sto facendo manutenzione tutti i giorni. Poi c'è la manutenzione, quella chiamiamola preventiva, quella che viene fatta in modo periodico. Ecco, questa va programmata. Noi abbiamo un sistema di pianificazione della manutenzione, e l'obiettivo è quello di non trovarci impreparati con una macchina che si ferma, perché se noi, come in questo periodo, che lavoriamo anche a 3 turni, quindi anche di notte, se dovessimo avere il dubbio che una macchina si ferma, noi rischiamo di non consegnare, e non ce lo possiamo permettere, per cui dobbiamo prepararci e avere un sistema, torno ancora un pezzo indietro, un sistema di pianificazione che ci permette di simulare, ci permette anche di dire qual è il periodo in cui vogliamo fare la manutenzione, lo programmiamo, e programmandolo ci prendiamo in tempo anche con tutte quelle produzioni che dobbiamo anticipare o anche posticipare, perché magari alle volte si può anche semplicemente dire al cliente che lo consegno una settimana dopo, ma lo posso comunque prevedere, non sono trainato dagli eventi, no? E su questo si può comunque molto fare ancora, perché sulla manutenzione si può migliorare sempre. Gli indicatori di prestazione invece. Gli indicatori di prestazione noi andiamo dal classico classico, anche se non è così facile calcolarlo, perché in molte aziende non si calcola realmente l'OE, ma si calcola quello che sarebbe uno dei suoi componenti, cioè l'uptime, che non è altro che l'efficienza produttiva in senso stretto. Noi guardiamo anche qualche parametro in più. Poi in realtà si guarda i tempi di fermata, le causali di fermo, le causali di non conformità, andiamo a guardare le velocità, banalmente, perché anche queste sono informazioni importanti. Sulla verniciatura, per esempio, guardiamo anche il tipo di prodotto che esce, quindi la parte qualitativa viene poi misurata e controllata. Prima parlavamo di ambiente, indicatori per esempio su tutta la parte dei lavaggi, abbiamo una serie di indicatori che ci dicono la qualità delle acque, la qualità dei componenti, per cui abbiamo cercato di tenere sotto controllo, non con tanti indicatori, perché quando sono troppi sappiamo che fanno confusione. 2-3 indicatori per processo sono quelli più che sufficienti. Bene Andrea, grazie. Grazie a tutti. Chiudiamo qui questo Digitalk dedicato a Module Block. E grazie per essere stati con noi. Grazie a Andrea, grazie a Monica. Grazie. Vi do un arrivederci all'ultimo e quindi imperdibile appuntamento con Flex, multinazionale che opera nel settore delle telecomunicazioni da oltre 50 anni.
Con Flex parleremo di integrazione tra logiche Lean e tecnologie 4.0 applicate a spazi di manovra operativa molto limitati, molto ristretti. Buona serata a tutti e ancora grazie di essere stati con noi.